bentornata possiamo chiamarla una edizione straordinaria di Mementino News. Di solito mi sentite in settimana con la compagnia di Enrico Balletto, però abbiamo deciso oggi di creare questa piccola edizione chiamandola Mementino Addendum, creare uno spazio di discussione con un ospite che è già stato con noi, molto credo anche la circostanza che ci ha portato anche a parlare molto interessanti. Ricorderete il nostro speciale con il giornalista che è stato nostro ospite, Simone Spiga, che è di nuovo con noi oggi. Simone, bentornato. Ricorderete il nostro speciale. Buongiorno a tutti. Ricorderete il nostro speciale dedicato al Festival Letterario Neanche gli Dei, che ci ha portato comunque a parlare con interessanti personaggi della libera informazione. Oggi con Simone abbiamo avuto l'intenzione comune di creare questo piccolo spazio di approfondimento su alcune cose, concetti di base, vicende anche che riguardano soltanto, diciamo così, gli avvenimenti di questo periodo, anche diciamo all'ombra di quella che è la situazione di prossima tornata elettorale che si sta avvicinando. Ormai sono poche settimane, ma anche quindi quelle che sono le conseguenze della discussione pubblica rispetto a questa tornata. Comunque Simone oggi, allora, introduco un po' quello che è, insomma, un po' il tema della trasmissione, poi andremo anche a spaziare su altri temi che magari interessano il nostro diciamo così, il suo lavoro e il nostro impegno per cercare un po' di chiarire le idee a tutti quanti. Simone, bentornato, come mai questa diciamo così, parliamo un po', no? Che è successo? No, vabbè, ecco, raccontaci un po'. Allora, è sempre complicato parlare di se stessi, però insomma ogni tanto bisogna farlo per raccontare ciò che succede. Allora Gabriele, iniziamo con questa cosa. Io ho un canale YouTube, come tu sai e come sanno anche alcuni degli ascoltatori, che si chiama Video News Live. E lo pubblicizziamolo perché ne vale la pena. Ecco, è un canale dove io racconto dei punti di vista e sono non solo i miei punti di vista, sono delle verità storiche che spesso e volentieri vengono nascoste dal mainstream. Nell'ultimo periodo negli ultimi 2 giorni sono stati 3 gli argomenti che ho voluto approfondire. Uno è stata io la posso definire la buffonata di Zelensky al Festival del Cinema di Venezia. Possiamo chiamarla pantomima, ecco. Ecco, vabbè, io uso delle parole un po' più chiare ogni tanto, vabbè. Comunque, la sua presenza lì, che è stata una presenza scenica, come al solito nel suo stile, facendo vedere foto, immagini di una guerra in corso, ma una guerra che ovviamente dal punto di vista di Zelensky viene raccontata come un'invasione russa negli ultimi mesi, e che invece ha una storia molto più lunga che inizia nel 2014 con un colpo di stato in Ucraina e con la nascita di governi filo-occidentali che hanno armato gruppi neonazisti come Pravi Sector, come Azov e tanti altri, e che hanno iniziato un'operazione di pulizia etnica, perché questa è da definire, nella zona del Donbass, cioè le regioni diciamo dove ci sono 2 capitali, una è Lugansk e l'altra è Donetsk, che stanno al confine con la Russia, dove per il 90% della popolazione sono russofoni e quindi parlano in russo e quant'altro. Bene, dal 2014 si è iniziata questa operazione di pulizia etnica che ha portato a oltre 15.000 morti e che ha portato alla negazione dell'esistenza stessa delle popolazioni russofone attraverso la negazione dell'utilizzo della lingua russa e quant'altro. Ecco, questo è un video che ha creato scalpore, che ha creato polemiche. E con questo anche un altro video collegato dove parlavo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, perché io dicevo sostanzialmente una cosa: com'è possibile che la stampa italiana continui a dire boiate su una centrale nucleare che da mesi è sotto il controllo russo e che secondo la stampa italiana viene bombardata dai russi? C'è qualcosa che non torna, perché infatti non è così. L'abbiamo scoperto proprio ieri con l'arrivo della delegazione dell'AIEA, che è arrivata lì ed è arrivata scortata dai russi, ed è arrivata lì e ha fatto la visita alla centrale nucleare con i russi, non con gli ucraini. Quindi vuol dire che i bombardamenti sopra la centrale venivano fatti dall'Ucraina, non dalla Russia. Insomma, questi argomenti hanno creato scalpore, e un mio caro amico, che è un docente del liceo artistico di Cagliari, ha voluto postare in un suo gruppo, un gruppo abbastanza numeroso su Facebook,
questi video e purtroppo hanno scatenato una forte polemica, al punto che tale Salvatore Pirino Maggio, giornalista iscritto all'ordine e anche vicepresidente fondatore dell'associazione Sardos Pro Israele, membro dell'assemblea dell'Istituto Gramsci di Cagliari, delegato dell'Unione Autonoma Partigiani Sardi, iscritto al PD e vice segretario del circolo Emilio Lussu di Cagliari del PD, ha usato dei toni nei miei confronti che sono al di fuori della normalità. Infatti io lo leggo perché è importante leggervi cosa mi ha scritto in un post pubblico. Ma che buono, ma che bravo, che giornalista è. Lui, seduto sulla panchina di qualche parco di uno sperduto paese sardo, critica e insulta un signore che la guerra la combatte a casa sua. Ricordiamo quello che si è fatto fotografare con la moglie da Vogue, giusto per intenderci. Ma ho vaffanculo più meritato di questo che mando al dottor Spiga, non riesco proprio ad immaginarlo. Ecco, che un collega giornalista iscritto all'ordine professionale come me mi insulti in questo modo l'ho trovato un fatto molto grave. E l'ho voluto raccontare, insomma. L'ho voluto raccontare approfondendo la vicenda, pubblicando un video e ho chiesto, ho chiesto alle associazioni delle quali lui è componente di prendere una posizione. Oltre al fatto che ho chiesto ufficialmente all'ordine dei giornalisti di prendere dei provvedimenti contro di lui, perché insomma, la prima cosa è il rispetto alla democrazia e la libertà d'opinione. E io sono uno di quelli che rispetta le opinioni altrui, le racconto il mio punto di vista e voglio essere rispettato. Chiaramente. Beh, allora, una cosa è certa, questo genere di risposta così poco diplomatica denota un'emotività nel trattamento del tema che non lo so quanto possa essere giornalistica. Quello che è certo è che comunque sia, magari sarebbe stato carino cercare di aprirsi al confronto e di capire insomma cosa c'è di sbagliato o di superficiale nella tua esposizione dei fatti. Beh, per provocare questa reazione così veemente. Guarda, il problema di fondo è uno, che in questa fase storica chi ha opinioni politicamente scorrette, definiamole così, rispetto alla grande maggior parte delle persone, automaticamente viene tacciato per qualsiasi cosa negativa. E questa è la fase in cui io sto subendo questi attacchi. Ma io non ho problemi, nel senso che io non è che sono cose che dico da 20 anni, politica estera me ne occupo da 20 anni, conosco bene i conflitti medio orientali come conosco bene il conflitto in Ucraina, racconto dei punti di vista veri, veritieri, verificati e non ho problemi. Il problema è che il signore, che voglio ricordare è fondatore di un'associazione che si chiama Sardos Pro Israele, che prende contributi pubblici regionali anche cospicui, è anche dirigente dell'Unione Autonoma Partigiani Sardi, non ha risposto nel contenuto, ha risposto insultando, e questo è un aspetto molto grave. Apro la parentesi importante, perché ieri io, contattando l'Unione Autonoma Partigiani Sardi, ho avuto da loro una risposta, si sono ufficialmente dissociati dalle parole di Salvatore Pina Maggio, e quindi insomma da questo punto di vista il segnale c'è stato. Il segnale non c'è stato dal PD, il segnale non c'è stato dall'Istituto Gramsci e il segnale non c'è stato dall'associazione Sardos Pro Israele. Ricordiamo, perché è importante dirlo, il ruolo strategico che Zelensky ha avuto nei rapporti con lo Stato di Israele. Zelensky è stato l'unico presidente europeo a riconoscere, quando Trump fece quell'atto secondo me sbagliato di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, l'Ucraina di Zelensky fu l'unico Stato europeo a approvare questa scelta. Forse anche per questo i filosionisti sono così appiattiti sulle posizioni filo-ucraine e chi dice cose un po' diverse è criticato. Tra le altre cose, visto che ci siamo, sempre di politica estera e sempre di argomenti scottanti, voglio raccontartene un altro, perché poi purtroppo avviene tutto in tempo reale. L'altro ieri notte Israele, io la chiamo anche l'entità sionista, cioè l'entità occupante della Palestina, ha bombardato l'aeroporto internazionale di Aleppo in Siria e alcuni depositi non meglio specificati a Damasco, cioè in territorio siriano. Israele calpesta totalmente il diritto internazionale in questo modo, bombardando uno Stato sovrano, e quindi insomma un'aggiunta in più. Chiaramente, vabbè, questo è
direi niente di nuovo sotto il sole, considerata la condotta di Israele nell'ambito regionale, diciamo del Medio Oriente, niente di nuovo, sappiamo, purtroppo ben sappiamo cosa succede in quella regione, cosa succede in termini, diciamo così, di violazioni del diritto internazionale. Israele, non solo Israele, però c'è anche la Turchia di mezzo, e purtroppo anche superpotenze come gli Stati Uniti, anche la Russia, sebbene si possa pensare di un certo modo che ci possano essere interessi da difendere sia dell'una che dall'altra parte, è una regione che subisce violazioni dei confini e del diritto internazionale a ogni piè sospinto, quindi immaginiamoci la turbolenza dell'area. Certo. Quello che dici tu è un discorso che purtroppo è anche abbastanza consueto, parlando sempre comunque del rapporto di Israele con gli stati vicini, quindi capite, è consueto, ma se ne parla sempre poco. Adesso io quello è vero. L'ho visto l'altro ieri, cioè io all'una di notte ho pubblicato proprio il video con i bombardamenti sull'aeroporto di Aleppo, e il giorno dopo, ancora alle 11 del mattino, la notizia non era uscita in nessun giornale italiano. Cioè, grave la situazione. È abbastanza, diciamo che non depone a favore della capacità dei nostri emittenti, dei nostri giornali di fornire questo tipo di informazioni. Approfitto però della tua presenza, visto che sei qua oggi, per aprire anche una piccola parentesi, visto che abbiamo fatto molto, molto bene con Enrico ieri con la nostra registrazione di Mementino News, però tu che sei un giornalista anche molto attento al contesto locale, quindi sei un grande esperto del contesto locale. Volevo con te da te una piccola analisi del contesto politico locale in previsione di queste elezioni. In effetti noi ci stiamo preoccupando molto dei massimi sistemi nazionali, però una sbirciatina nell'ambito locale, regionale, schifo non fa. Ci può aiutare a capire meglio anche magari le persone che ci ascoltano che abitano qua, o magari quelli che non abitano qua però vogliono capire di più di quello che capita in Sardegna. Ci può aiutare una tua analisi di quello che sta capitando qua. Ecco, dacci un po' un panorama, dipingici un panorama, ecco. Ma intendi Regione Sardegna, intendi? Certo, ovviamente. Okay. Siamo in Sardegna. Facciamo un po' di campanilismo oggi. Allora, per chi non conosce la Regione Sardegna è amministrata 3 anni da un centrodestra particolare, nel senso che in più rispetto ai partiti tradizionali italiani c'è il Partito Sardo d'Azione, che nasce come movimento autonomista, fortemente autonomista, quasi indipendentista, negli anni 20, con una collocazione storica che era di certo non nel centrodestra, anche se inizialmente nasce come sardofascismo, quindi le prime costole dell'indipendentismo, chiamalo indipendentismo sardo, nascevano anche dentro vicino all'area del fascismo. Poi ovviamente la collocazione è stata quella storicamente nel centro-sinistra del PISDAZ, fino a una decina di anni fa, quando il PISDAZ ha iniziato a collocarsi con il vincitore, sempre col vincitore. Questa volta Cristian Solinas, segretario nazionale del PISDAZ, e anche rappresentante della Lega, visto che era stato eletto al Parlamento con la Lega, è stato indicato come presidente della regione ed è diventato presidente della regione con un voto plebiscitario che ha visto il centrodestra stravincere in Sardegna, dopo una bruttissima amministrazione di centrosinistra che è stata decisamente fallimentare. Però il fallimentare che c'è stato col centrosinistra oggi lo viviamo con questo centrodestra, quindi non c'è neanche colorazione politica. Quando si parla di cose fatte male poi alla fine sono tutti uguali, e quindi questo centrodestra è decisamente criticato dalla maggior parte dei sardi per un'amministrazione che ha dimostrato di non essere all'altezza, che ha dimostrato di essere debole nei confronti dello Stato italiano su quelle che potevano essere le rivendicazioni fiscali, e poi una gestione fallimentare della pandemia, una gestione fallimentare di tanti settori, insomma. Questa è. Certo. Ecco, il mio giudizio alla fine è quello un po' di tutti, non è che si scosti tanto, la penso come la pensano tanti sardi, cioè è un vero e proprio fallimento. Il problema, Gabriele, è che fra 1 anno e mezzo noi andremo a votare e cosa succederà non lo possiamo sapere. Certo, è una cosa che il Sardegna come collegio esprimerà pochi parlamentari, visto la legge elettorale. Sì. Allora, la legge elettorale la legge elettorale non è stata modificata, è stato modificato il numero dei parlamentari, per cui in Sardegna ne eleggiamo sempre meno e tragicamente ci vengono anche imposti da fuori.
perché faccio due esempi di schieramenti diversi. Uno è nel centrosinistra, infatti il capolista della lista civichetta, come la chiamo io, di Di Maio, vede proprio Di Maio capolista in Sardegna. Ecco. Che ovviamente con la Sardegna non c'entra niente. Direi di no. Mi sembra il minimo. Invece l'altro caso strano è quello di Fratelli d'Italia, così andiamo nel centrodestra, perché nel Nord Sardegna, nel collegio del Nord Sardegna, in quota Fratelli d'Italia viene candidato uno che con la Sardegna non ha assolutamente niente a che fare, che è Marcello Pera. No, personaggio intellettuale, sì. Sì, no, ok, ma cosa c'entra con la Sardegna? Cioè, noi abbiamo bisogno di parlamentari che rappresentino la Sardegna. Marcello Pera, eletto in Sardegna, che cavolo rappresenterà? Di cosa si occuperà? Questa è una bella domanda, vorremmo porla anche all'interessato, magari anche agli interessati del partito che hanno intenzione di candidarlo, però è una domanda che temo rimarrà senza risposta per quanto riguarda questo genere di scelte. Questa è la grande porcheria di questa legge elettorale. Ma questa è la legge elettorale, è proprio una legge elettorale porcata, è fatta sì. Così, è stata fatta proprio, cioè anzi è stata tenuta in questo modo proprio perché tutti hanno la necessità in tutti gli schieramenti di mettere, che decidono i capibastoni chi portare in Parlamento e non farli scegliere dai cittadini, perché questo è successo. Cioè, quando si fanno scelte di questo tipo, bisogna prendersi le responsabilità, o legalizzare le primarie, e quindi ogni partito cosa fa? Si fa le primarie interne, vota i rappresentanti e poi quelli diventano i candidati. Altrimenti abbiamo questa roba qua. Altrimenti abbiamo gente che non rappresenterà di certo il popolo sardo, perché vuoi capire cosa può raccontare un Pera sulla Sardegna. Insomma, questo no, infatti, lo dico è la cosa il rischio maggiore. E due parole sui cosiddetti movimenti antisistema. Come si stanno muovendo in ambito regionale? Se ci sono, Allora, i movimenti antisistema ci sono, qualcosa c'è. Il problema vero è che la qualità della classe politica è scadentuccia, anche su questi candidati. Ce lo dico francamente. Quando candidi ex 5 Stelle che decidono di rappresentare e diventare il nuovo, ecco, io ho delle perplessità e mi chiedo, ma non è che è possibile che questi sia gente che cercava la poltrona prima e che cerca la poltrona anche adesso e che magari, chi lo sa, se ci mentre va fuori alle battaglie antisistema che bisognerebbe fare in Parlamento, come ad esempio non armare l'Ucraina, decidere un nuovo ruolo strategico geopolitico dell'Italia nei rapporti con la Russia, il superamento dell'emergenza pandemica e il superamento dell'obbligo vaccinale e il superamento di ogni forma di Green Pass, per fare degli esempi pratici, Chiaro, ovviamente, sono magari le battaglie più sensibili e sono quelle che ci toccano più da vicino, che sono quelle che rischiano di complicare ulteriormente l'autunno, come se non ce ne fosse bisogno, visto quello che sta succedendo in termini di politica energetica, che rischia di buttarci in un inverno sanguinario, a dir poco. Quindi... Ecco, su quello, anche lì, allora, considerato che l'aumento del costo dell'energia legata al gas e non solo, in Italia è iniziata un anno prima dell'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, o almeno di questa fase dell'inizio del conflitto, bisogna capire che c'è una speculazione dietro, che non è solo un problema di costi energetici. Certo è che diventare nemici della Russia è una scelta fatta con i piedi, però già eravamo in una situazione di speculazione bella e buona, ecco, serviva e servirebbe un cambio di rotta, perché la Serbia, che ce l'abbiamo a 300 km dal confine italiano, che è alleata della Russia, acquista il gas russo a prezzi bassissimi, ancora oggi. Quindi vuol dire che se si fanno scelte diverse si può anche ottenere qualcosa in più da alleati strategici importanti come la Russia. Ecco. Certo, questa è una cosa assolutamente logica, ma è anche evidente perché l'abbiamo visto comunque con il ricollocamento della Russia in questo periodo, ha creato tutta una serie di un partenariato, e ne abbiamo parlato diverse volte con Enrico in trasmissione, un partenariato economico strategico che sta di fatto rendendo il mondo multipolare. Alla fine di un'era ci sono ancora politici e personaggi che non se ne vogliono rendere conto, ma il mondo è pesantemente cambiato. Temo
che il peso di questi cambiamenti lo vedremo nei mesi a venire, per cui magari saremo anche noi costretti a prendere consapevolezza di qualcos'altro. Sarà uno shock che però potrebbe portare delle cose positive. Chi lo sa, speriamo. Sì. Io sono molto, molto dubbioso, te lo dico francamente, la vedo male, la vedo triste questa, diciamo, il dopo elezioni e quello che succederà, anche perché con questa legge elettorale ci sarà comunque una maggioranza strana, ambigua. Secondo me il centrodestra da solo non avrà i numeri e quindi dovrà contare su Calenda e su Renzi e si farà una nuova grande coalizione mascherata da salvatori della patria, che di fatto abbiamo visto con Draghi, di salvatori della patria non avevano nulla. E magari ci costruiscono anche una centrale nucleare in Sardegna, perché poi tutte queste cazzate, scusa la parolaccia, ma ci sta portando. Abbiamo anche tutto l'intero centrodestra e tutto il cosiddetto terzo polo, anche se non è un terzo polo, è una lista unica, quindi chiamarlo terzo polo è sbagliato, di Calenda e Renzi vogliono le centrali nucleari. La domanda di fondo mia è: ma ce lo dite prima del 25 dove le volete costruire le centrali nucleari? Perché così sappiamo anche dove le volete fare e sappiamo anche perché non votarvi, un motivo in più per non votarvi. Perché poi anche questo è interessante, no? Anche perché poi la cosa simpatica è che questi sono dei cialtroni, no? Sono tutti un po' dei cialtroni. Dall'una e dall'altra parte, dall'altra ancora, su, giù, destra e sinistra, tutti cialtroni. Ma questi che parlano di nucleare, di nuova tecnologia, sono ancora un po' più cialtroni, perché parlare di nucleare di nuova tecnologia, quando ancora non è studiato e gli scienziati dicono che ci vorranno altri 20 anni per arrivare a una conclusione di questi studi, significa che una centrale nucleare che oggi vogliono costruire, tra 20 anni sarà costruita e sarà di vecchia generazione e non servirà assolutamente a niente. Esatto. Quindi sono dei cialtroni, proprio così, sistematicamente cialtroni. Questo nessuno lo vuole dire, lo dice in maniera esplicita, ma fondamentalmente il richiamo nucleare quello è semplicemente il tentativo di far girare dei soldi, di far girare delle risorse economiche su una tecnologia che in prospettiva non è in grado di portare un beneficio energetico a lungo termine. Certo. Okay. I paesi che beneficiano dell'energia nucleare sono paesi che hanno un'esperienza di lungo corso, hanno investito 20, 30, 40 anni in centrali nucleari vecchie, perché sono vecchie, che però continuano a funzionare con la tecnologia che ormai è per gli standard attuali obsoleta, per cui loro vivono di rendita con questo tipo di risorsa, quindi è un investimento che storicamente si abbia verso magari una cessazione, però ha reso, prego. Certo, invece a proposito di cialtroni che si occupano del gas, perché è sempre collegato, adesso i temi sono due: prendiamo il gas dall'Algeria e facciamo i rigassificatori. Allora anche questa, lo vogliamo smascherare a me a volte escono le parole brutte, comunque smascherare le scemenze di questi personaggi. Allora il governo Draghi ha fatto un accordo con l'Algeria, perché così non prendiamo il gas russo ma prendiamo il gas algerino, e va bene, ma lo sai chi è che lo prende, lo preleva e fa lo stoccaggio e poi ce lo dà? Indovinate un po'? Dai, la Gazprom, cioè la società russa. Esattamente. Perché l'Algeria rientra nella BRICS, per intenderci. Che cos'è la BRICS? La BRICS è il modello geopolitico, economico e sociale che sta nascendo dietro la Russia e la Cina, cioè dei paesi che si stanno collocando su quello schieramento lì, e l'Algeria è uno di questi paesi. Quindi Draghi e i suoi cialtroni al governo, e ricordiamoci che c'erano tutti, anche chi faceva opposizione come Fratelli d'Italia era di fatto in maggioranza, perché queste porcate le ha votate anche Fratelli d'Italia, ed erano contenti del gas algerino. Quindi diciamocela tutta, sono dei cialtroni. L'altra cialtronaggine è il rigassificatori. Come se i rigassificatori, 4 navi che arrivano col gas che costa 4 volte di più dagli Stati Uniti d'America, risolva il nostro problema. Allora, partiamo dal fatto che è rischioso dal punto di vista prettamente di sicurezza, perché i rigassificatori sono pericolosi, infatti hanno tutti dei procedimenti ben precisi in tutto il mondo, perché sono così, e poi comunque ci porterebbero un quantitativo di gas che è praticamente un millesimo rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Forse quando 10 anni fa facevamo le campagne contro il nucleare, i governi che sono stati in questi 10 anni avrebbero dovuto iniziare a studiare bene
le fonti rinnovabili, perché noi siamo indietro di 20 anni rispetto a stati nord europei e non solo. Tu pensa che in Finlandia producono l'energia dal motondoso e noi non sappiamo manco cosa sia. Nonostante noi siamo circondati dal mare, fate i due conti, cari ascoltatori, quanta energia potremmo procurarci utilizzando questo genere di questo tecnologie. come tante altre, il mini eolico, il microeolico, io ho studiato, perché questi argomenti mi sono sempre interessati, ho studiato Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin è un grandissimo economista che parla di terza rivoluzione industriale, cioè di superamento delle fonti fossili per l'approvvigionamento energetico. Il gas è una fonte fossile a tutti gli effetti, quindi siccome dobbiamo parlare già di prospettive di un certo tipo, questa roba dobbiamo iniziare a studiarla bene. Ecco, Rifkin è uno di quelli che parlava di democrazia energetica, cioè piccoli comuni che si garantiscono il proprio approvvigionamento attraverso la democrazia energetica, con pannelli fotovoltaici, pannelli solari, micro e mini eolico, non strutture date in mano a speculatori, perché questo è il problema, ma garantire la democrazia energetica nei comuni e da lì partire, perché poi il problema qual è? Le grandi industrie chiaramente gli devi dare la possibilità di costruire impianti mega per poter produrre energia per loro stessi, però la logica è quella della democrazia dal basso, cioè l'energia autoprodotta che garantisce un'autonomia energetica e un'indipendenza energetica per l'Italia. E su questo chiudo, perché sennò sembro troppo... Sì. Raccontando la storia di una nostra rappresentante eletta, la portavoce di Silvio Berlusconi, la Ronzulli. La Ronzulli, che tra le altre cose è quella che ci aveva detto che lei i voti dei Novax non li voleva, li facevano schifo, quindi ovviamente è un motivo in più per uno come me non vaccinato per non votare Forza Italia, ma vabbè. Comunque la Ronzulli l'altro giorno ha pubblicato un post sui social meraviglioso, infatti l'ho presa un pochettino per il sedere perché era veramente eccezionale. Parlava di è necessario arrivare ai rigassificatori perché garantiscono l'indipendenza energetica e poi possiamo produrci e prelevare il gas noi. Come se i rigassificatori fossero delle centrali dove tu prendi il gas da sotto, cioè voglio dire, questi qua, vedi perché dico che sono dei cialtroni, manco sanno a cosa serve un rigassificatore, è una nave con del gas solido che arriva in un posto, il rigassificatore tende a liquefare questo gas e a renderlo utilizzabile, non è altro. E non è autonomia energetica, non è indipendenza energetica da un cacchio, perché il gas lo compriamo dagli Stati Uniti d'America in quel caso. Vabbè, con tutto, e chiudo anch'io su questa cosa, che i rigassificatori e le navi, soprattutto le navi gasiere, sono delle bombe ecologiche ambulanti, certo. Per non dire delle bombe, perché sono altamente pericolose. Immaginate, Dio non voglia, il rischio magari di qualche piccolo incidente che possa esplodere o una nave o un serbatoio di una nave o un serbatoio di un rigassificatore. Immaginatevi la potenza distruttiva di questo genere di esplosioni in impianti che non sono neanche tanto lontani da centri abitati. E questa è la cosa rischiosa. Certo. Delle bombe vere e proprie. Tu pensa cioè noi adesso l'Europa intera è nel panico per una centrale nucleare Zaporizhzhia sotto i bombardamenti ucraini. Allora, e noi stiamo parlando di fare nuove centrali nucleari o rigassificatori in Italia, dove magari può succedere che qualcuno, anche solo un terrorista, decide che deve farci spaventare. E noi stiamo puntando su questa roba qua che ha alto rischio della sicurezza. Senza citare il fatto, chiudiamo davvero, che la maggior parte del territorio italiano è zona sismica, è territorio sismico, quindi è ad alto rischio terremoti, sono movimenti tellurici. L'unico posto che non è a rischio tellurico è, indovinate un po', la Sardegna. Infatti è per questo che torniamo al discorso di prima, rischiamo di trovarci un reattore nucleare in Sardegna senza neanche rendercene conto. È un discorso che va fatto con molta attenzione, non bastano i proclami, no al nucleare in Sardegna, i comuni uniti, i sindaci uniti contro il nucleare. Sì, signori, state andando partecipando a creare uno stato di cose per cui rischiamo che la volontà dei sindaci sia zero rispetto a quello che potrebbero essere i diktat di un governo a dir poco autoritario. Questo è il discorso. Perché un assaggino l'abbiamo avuto negli ultimi 2 anni di pandemia pandemica dittatura pandemica, in cui i diritti dei cittadini sono stati calpestati e anche magari le leggi
anche quelle locali sono state letteralmente trattate come carta straccia. Quindi è inutile pensare di poter avere voce in capitolo se non si interviene su questa tendenza autoritaria della politica. Questa è la mia riflessione per chiudere un po'. Per chiudere la trasmissione, cambiando completamente argomento, comunque grazie anche al contributo di Simone per oggi, adesso per fare in modo di aprire anche a quelle che è una collaborazione che sta nascendo tra tutti noi e anche altre persone che conoscerete, per chiudere la trasmissione cambiamo completamente argomento e parliamo di calcio. Non se ne parla mai ad Ascolto Live, o ci inauguriamo un pochettino, chissà che non diventi anche una bella abitudine lieta per i giorni a venire, con l'intervista fatta da un nostro amico e collaboratore, che è Alberto Falchivi, che salutiamo, che si è impegnato a fare una bella intervista all'autore di un libro, appunto I pionieri del calcio sardo, che è appunto Mario Fadda, esperto in materia, insegnante, con un grande conoscitore dello sport regionale, quindi questa puntata parla molto sardo oggi, e poi adesso lasciamo la parola a Alberto che durante la presentazione del libro ha avuto modo di intervistare l'autore, quindi Mario Fadda, e poi una volta che abbiamo fatto l'intervista torniamo per salutare tutti quanti e chiudere questa bella puntata, l'edizione straordinaria di Mementino News. A dopo. Allora, buonasera a tutti, siamo con Mario Fadda, insegnante, grande esperto di calcio e diciamo sport in genere, no? Siamo qui per presentare una sua opera, l'ultimo libro che è uscito, I pionieri del football sardo, dal 1902 al 1935, quindi diciamo anche un periodo corposo, no? Ecco, io partirei già dal titolo. Perché i pionieri del football sardo? Mi ha colpito questo football, perché? Allora, nel titolo c'è già il programma del libro, perché i pionieri è messo in evidenza proprio perché si parla di uomini, di calciatori, prima ancora di calcio. Dopodiché, certo, il football è la materia di questo libro. Io sono delegato regionale della Società Italiana di Storia dello Sport. Questo libro ha questi parametri storici 1902-1935 perché vuole abbracciare idealmente la nascita del calcio nel 1902 e la fine, diciamo, di un periodo calcistico che viene stroncato dalla guerra in Etiopia, che praticamente, richiamando tanti giovani nella divisione Sabauda per quanto riguarda la Sardegna, stronca le società di calcio, infatti falliscono il Cagliari, fallisce anche la Torres addirittura. Quindi, grosso modo, il titolo è questo. Ecco, una cosa che volevo chiederti è questa. Visto anche la peculiarità dell'argomento, sì, il calcio è lo sport nazionale, no? Lo sport europeo, lo sport che in Italia ha avuto grandi successi, grandi uomini, grandi nomi, noi abbiamo Gigi Riva ovviamente. Ecco, secondo te ci sono delle grosse differenze tra il calcio di una volta, non soltanto giocato ma anche fruito dal punto di vista degli spettatori, oppure possiamo trovare, che so, un bel po' di punti di vista in comune, di punti salienti in comune? Ci sono tante differenze, però ci sono dei punti in comune, e i punti in comune è la passione che subito ha suscitato. Questo sport arriva in Sardegna in quell'anno e subito attrae la gente che vede questo sport particolare, questi 22 uomini che corrono in mutande, come tanti hanno sempre detto. Però questa palla calciata appassiona a tal punto che nascono sonetti sui giornali, nascono articoli anche di polemica. Il calcio magari non in Sardegna, però in Italia per esempio già dai primi anni 10 attirava molta passione anche dovuta a cosa? La gente scommetteva ovviamente, come si può dire, ovviamente di nascosto, non erano scommesse ufficiali, per cui chi perdeva a volte se la prendeva pure parecchio. Abbiamo per esempio un precedente, un Brescia-Novara del campionato 14-15, il campionato prima della guerra, con una delle due squadre che perde, adesso non ricordo chi, e il bus che riportava i calciatori, il tram che li riportava alla stazione, viene sganciato dalla motrice che si ferma in mezzo alla strada e bersagliato da assi di legno. Volevano ammazzarli letteralmente perché avevano scommesso sulla partita, ovviamente avevano perso. Insomma, mi ricorda qualcosa
che fa parte anche purtroppo della cornice agli sport di oggi, insomma, la violenza così diffusa. E un'altra domanda da buon sardo, le note dolenti, piacevoli e poco piacevoli. Cosa ne pensi del Cagliari? Visto, ovviamente ci sono i successi, ma ci sono anche le cadute anche abbastanza brutte. Come lo vedi oggi il Cagliari in linea generale a livello societario e a livello anche, perché no, di giocatori, di collaboratori? Ma diciamo che con gli ultimissimi innesti che pare debbano arrivare, tra qualche terzino che sembra dover innestarsi nella rosa, non vedo tanto male la squadra. Il Genoa, per esempio, ieri ha pareggiato, Palermo e Bari hanno pareggiato, quindi è un campionato equilibrato. Il Cagliari potrebbe anche addirittura vincerlo senza problemi. A livello storico il Cagliari ha toccato punti molto più bassi. Il 1935 segna un fallimento dove il Cagliari viene declassato dalla Serie B e addirittura cancellato completamente, deve cambiare denominazione sociale e dallo stadio di Via Pola smontano tutto, anche le assi che servivano come sedute, non c'è più nulla. Quindi ecco, ha toccato dei fondi peggiori di questo. Bene. Siccome so che tu ami lo sport, diciamo a 360 gradi, oltre il calcio, c'è qualcosa che ti colpisce particolarmente, che ti dà uno stimolo maggiore, anche lo stimolo, perché no, per scrivere altri libri, che so che ormai sei arrivato al 10º? Al 10º di calcio e quasi 17 libri. Insomma, se non sei un esperto tu, ecco, che cosa ti pungola di più nel mondo sportivo di oggi? Beh, il mondo sportivo di oggi a livello regionale deve capire che la Sardegna ha una quindicina di società ultracentenarie che hanno un'attività fantastica alle spalle e che i giovani che praticano la ginnastica, il ciclismo, l'atletica non conoscono. Io ho lavorato per una relazione a un convegno sulla Grande Guerra e lo sport al sud, parlando di Sardegna nel 2017 a Caserta, e molti non sapevano che in Sardegna si praticasse sport prima della prima guerra mondiale. Beh, purtroppo per loro non vivevamo ancora dentro le grotte senza conoscere l'uso del fuoco. C'erano ben 11 società di ginnastica diffuse su tutto il territorio e queste società di ginnastica partecipavano anche ai concorsi nazionali con delle belle vittorie oltretutto. Quindi sì, io mi sono occupato un po' di tanti sport, in particolar modo ginnastica. Ho parlato della nascita del basket in Sardegna col centenario della federazione lo scorso anno, con il basket che viene praticato dal 24 in Sardegna, quindi insomma relativamente presto. C'è tanto da scoprire, per farlo però bisogna lavorare sui documenti. Troppi lavorano sui ricordi, mio nonno, un mio vicino di casa, però dopo 60-70 anni i ricordi sono sbiaditi, svaniscono, si fanno errori pure grossolani, per cui bisogna lavorare tanto sui documenti, e per lavorare sui documenti ci vuole tempo, pazienza e fortuna. Ecco, una curiosità, quanto ti ha preso più o meno di tempo la stesura di questo volume, più o meno? La stesura di questo volume è circa 1 anno e mezzo, da 2 anni, 1 anno e mezzo diciamo così, perché c'è 1 anno di ricerca alle spalle, quindi ci vuole tanta ricerca. Il volume è corredato da note a piedi pagina, per cui il lettore nell'aprire il volume trova, oltre alle storie e tutto quello che c'è nel testo, trova le note con riferimento al documento, per cui chiunque può andare in una biblioteca, in un archivio, ritrovare quel documento e vedere se quello che c'è scritto è vero o meno. È un saggio storico, per cui si lavora con i documenti vanno citati per attestare che quello che dico è vero. Io non c'ero in quel periodo. Certo, chiaro, chiarissimo. E quindi, insomma, è un punto di partenza per tutti quelli, per gli appassionati, ma anche quelli che, perché no, vogliono approfondire il discorso dal punto di vista di studioso, o tesi di laurea, tutto ciò che riguarda, insomma, la curiosità attorno a questo mondo che secondo me oggi è tanto bistrattato, ma anche moltissime cose che noi dovremmo imparare, anche molti valori che andrebbero, diciamo, riscoperti e mantenuti anche nella vita di tutti i giorni. Che dire, con le presentazioni, insomma,
Allora, in bocca al lupo, speriamo che continui questa scia positiva, magari che ti conoscano bene ovunque, anche in tutto lo stivale, diciamo. Intanto il tuo libro si può trovare nelle librerie, come... Allora, principalmente questo libro è diffuso tramite uno dei canali, so che non piace a tutti quanti, si trova principalmente tramite Amazon, perché è un canale che svincola da tante limitazioni che danno case editrici e quant'altro, però io mi organizzo anche in altre maniere, c'è in diverse librerie di Cagliari, per esempio, si trova. L'ultimo libro insieme a questo scritto, quello di Renato Raccis, che è uno dei bomber del calcio sardo, è stato pubblicato per esempio con la Carlo Delfino Editore, quello si trova a livello nazionale. Bene, bene, ottimo. Allora ti ringrazio, di nuovo in bocca al lupo e arrivederci. Grazie. A presto. Eccoci di nuovo qua, ecco che bella intervista, complimenti ad Alberto, sì, ha fatto un bel lavoro e sarà la prima di una serie di interviste che noi cercheremo di portare avanti per poter interrogare ospiti e personaggi della cultura, letteratura, giornalismo, eccetera, eccetera. Ci stiamo espandendo in un modo o nell'altro, quindi stiamo cercando di creare una rete di collaborazione molto più fitta di quella che c'è già, che è molto ricca e che potrebbe portare cose molto buone, grazie anche ovviamente all'aiuto di persone come Simone, professionisti dell'informazione come Simone, anche se è brutto dire professionisti dell'informazione, è un po' una parolaccia di questo periodo. Beh, insomma, in questa fase sì, Ecco, perché sai come, fidatevi dei professionisti dell'informazione. No, Bel modo, sì. fidarsi. Fatti affidare, insomma. Comunque, Simone, allora, io ti devo ringraziare, i miei spettatori, è stata l'occasione per una bella chiacchierata, un approfondimento. Vi verrebbe da dire che potremmo anche invitare l'altro protagonista di questa vicenda qui in radio, se vuole parlare, dire le sue ragioni, se vuole venire, insomma, lo invitiamo tranquillamente a parlare per le sue ragioni, quindi non c'è motivo per giudiziare di negare la parola a nessuno, è uno spazio libero questo, ci mancherebbe altro. Assolutamente. Anzi, per un bel confronto, io non ho problemi. Assolutamente, sarebbe bello poter confrontare posizioni diverse, sarebbe ottimo, perché adesso la democrazia... Quando ti manda a vaffa è difficile parlare, però sì, se ha motivazioni, se ha argomenti, io non ho nessun problema. Ho paura che ce ne siano pochi argomenti, ma vabbè. Quando comunque è sempre dalla parte del torto. Comunque noi invitiamo al confronto volentieri, qui tutti hanno diritto di parlare, ci mancherebbe altro, le opinioni si rispettano e si confrontano nella sana democrazia. Detto questo, Simone, ti ringrazio molto per il tuo intervento, sicuramente avremo altre occasioni per lavorare e fare queste cose, insomma si creano come collaborazioni, grazie ad Alberto Facchini che ha realizzato questa bella intervista. Niente, questo era Mementino Addendum, quindi approfondimento, edizione straordinaria di Mementino News. Ci risentiamo settimana prossima con altri nostri ospiti e altre interessanti scoperte. Vi anticipo già che avremo il piacere di avere una puntata speciale di Non Conforme dedicata allo studio del bianco, il mitico canale di YouTube che si dedica alla ricerca e alla pubblicazione di video di carattere storico, con due ospiti, uno nuovo che è appunto il fondatore del canale, che è Paolo Alberto Del Bianco. Il fondatore, veramente il personaggio veramente interessante, e poi una vecchia conoscenza che torna a trovarci perché è collaboratore e curatore del curatore del canale, che è Davide Rossi, che torna con noi a parlare, molto bello, una bella occasione insomma per ritrovarsi e per parlare di argomenti veramente interessanti come la storia. Detto questo, vi saluto ancora da Gabriele, da Simone Spiga. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima puntata.